Buona Padania a tutti, da Andrea Rognoni, buona Benacchia. Oggi sono 3 o 4 gli argomenti importanti di cui vorrei parlare. Ve li preannuncio: la morte di Ugo Gregoretti, personaggio non padano ma molto significativo per la storia della RAI. Ha avuto ragione a scrivere un libro, il suo ultimo libro, La storia sono io, ma naturalmente c'era un tocco di ironia, come in questo titolo come in tutta la sua vita e le sue performance. Ugo Gregoretti è morto a 88 anni. Poi parliamo del premio Strega, perché il premio Strega è stato appannaggio quest'anno, finalmente, adesso capirete perché dico finalmente, di Scurati, che ha vinto con l'opera che forse ha venduto di più nel 2019, M, il figlio del secolo, riferito a Mussolini. Dico finalmente perché lui era al terzo tentativo e non era mai riuscito a vincere, aveva dovuto subire pesanti sconfitte, si fa per dire, sempre all'insegna dell'ironia, e quindi adesso c'ha in mano il prestigioso premio. Lui è stato fotografato a bere a gogò una bella bottiglia di Strega. Sfido chiunque a berla a gogò, perché si rischia davvero di far partire il fegato. Però questa è l'immagine. Poi parliamo della settimana del Liberty, perché in tutta Italia, ma certamente soprattutto in Padania e in Tosco Padania, abbiamo un evento che significa tutte le ville, le locazioni di prestigio, i contesti di giardini o di altri monumenti di impianto Liberty vengono aperti al pubblico per la prossima settimana. Sapete che il Liberty è uno stile che ha conquistato il mondo tra fine 800 e inizio 900, e così lo si celebra in maniera adeguata. Ultimo ma non ultimo, perché poi in realtà è l'argomento principale del giorno, anche se a qualcuno non apparirà schiettamente culturale, ma noi siamo qui per tradurre tutte le questioni in qualcosa che comunque hanno a che fare col costume, la cultura, il gusto e l'orientamento mentale e ideologico. Adriano Panzironi è al vertice del suo successo perché è riuscito qualche giorno fa a portare a Roma un numero incredibile di fans che seguono la sua dieta o i suoi consigli di Life 120 per riuscire letteralmente a vivere 120 anni, comunque insomma a non morire di brutte malattie. A noi non interessa l'aspetto strettamente medico, non è una rubrica di medicina, anche se la nostra, anche se nel suo eclettismo affronta a volte anche problemi scientifici. Però a noi interessa la ricaduta di questo fenomeno, perché un fenomeno è tutto quello che ruota attorno al gruppo Panzironi, dal punto di vista appunto di che cosa sta cambiando nel mondo, nella realtà, nel temperamento di reazione emotiva, ma anche per certi aspetti razionali riguardo al proprio corpo in primis, e più in generale riguardo al modo con cui la scienza e la medicina trattano l'utenza. Usiamo questo termine tecnico sempre in chiave di ironia. Oggi un po' il leitmotiv è l'ironia. Allora, Ugo Gregoretti fu maestro di ironia, soprattutto con 2 trasmissioni, Controfagotto e Sottotraccia. Vedete che già dal titolo queste trasmissioni che egli condusse, la prima negli anni d'oro della televisione, gli anni 60, 70, la seconda negli anni 80-90, proseguendo idealmente un modo di fare televisione che era tutto suo. I titoli sono abbastanza significativi. Controfagotto sa di remare contro, e quindi controcorrente, come molto spesso il giornalismo ci ha insegnato a partire da Montanelli, dal Montanelli classico e non tardivo.
e anche sotto traccia, perché quello che lui voleva dimostrare, Gregoretti, romano, ma tra l'altro di padre napoletano, voleva dimostrare che ci fosse nel mondo qualcosa di importante ma di dimenticato, che non risultava alla superficie del Sole, ma che aveva ugualmente una funzione interessante e a volte decisiva nella realtà. Ecco, da qui il titolo sotto traccia. Però in realtà Ugo Gregoretti è stato anche un regista non indifferente, perché sicuramente il suo successo maggiore lo ottenne con la televisione, una televisione che era molto attenta agli sceneggiati, alle fiction tratte da libri ottocenteschi o proto-novecenteschi. Il successo più clamoroso venne ottenuto dalla Cittadella, ricorderete, con Alberto Lupo, la Cittadella tratto dal famoso romanzo di Croni, ma sicuramente la sua parte la mise anche Ugo Gregoretti, che fece una scelta su il Circolo Pickwick, un capolavoro ottocentesco che egli seppe rendere con quella che era la sua cifra più autentica, l'ironia, la presa in giro, una visione spumeggiante delle cose che non sempre era capita allora. Ugo Gregoretti era molto spesso contrastato proprio perché non tutti capivano e comprendevano la sua voglia di prendere in giro. Mi ricordo una volta andò a intervistare al Giro d'Italia dei ciclisti che erano appena arrivati all'arrivo, sfiniti, e li torturava con le sue domande impertinenti. Qualcuno che evidentemente aveva a cuore i sacri valori dello sport lo contestò, cioè non è possibile torturare così persone che danno l'anima e che arrivano trafelate e non sono paragonabili a gente dello spettacolo che vive, sì, certo, non dico che non lavori, ci mancherebbe altro, ma vive in una dimensione più rilassata. Lui rispose dicendo: obbedisco, perché poi nella realtà era anche accomodante come tipologia di individuo, e anche qui non stiamo a fare apologia, non è nella mia natura. Effettivamente in alcune interviste, in alcuni passaggi televisivi, in alcune inchieste, in alcune soluzioni sceniche, Gregoretti risultava effettivamente antipatico come modo di fare, come modo di essere, perché aggrediva a volte effettivamente l'argomento, le persone, con una certa impertinenza. Eppure lui ha fatto davvero la televisione e ha avuto ragione di scrivere un libro come La storia sono io, che è poi il suo testamento spirituale, che lascia tra l'altro ai 4 figli, che oramai ovviamente sono molto adulti e vaccinati. In realtà ha fatto la televisione davvero assieme a personaggi come insomma tutti quelli che ci ricordiamo degli anni 60-70, che erano dei pionieri. Ovviamente il primo Bai Buongiorno, tutti nel bene e nel male valutabili. Il primo Bai Buongiorno, tutti quelli che hanno fatto la televisione a Torino e a Milano, che naturalmente dal punto di vista del padanismo sono anche i più interessanti. Alcuni padani, mi viene in mente Enza Sampo, ma poi tantissimi altri. Adesso è inutile fare classifiche e liste. Certo, Ugo Gregoretti a Roma aveva la capacità di riuscire, quando venne avviata definitivamente la televisione a Roma, riuscire a prendere per mano un certo tipo di spettatore che non conosceva ancora la realtà e renderlo edotto di un mondo, perché poi aveva ragione lui a dire: a volte i clochard, i barboni contano di più delle persone importanti, e lui era instancabile nell'andare a trovare nei posti più nascosti di tutta Italia, partendo da Roma, certo, e a questo magari non ci piace molto, ma andava anche nell'estremo nord e nell'estremo sud a caccia di personaggi umili, perché diceva appunto: la storia la fanno gli ultimi e non la fanno i primi. Questo era Ugo Gregoretti. Ugo Gregoretti ci ha lasciato e assieme a lui se ne va via quella vecchia televisione di una volta, che non era poi tutto male come qualcuno vuole fare effettivamente credere. Passiamo al premio Strega. Il premio Strega quest'anno l'ha vinto Scurati, che è uno scrittore già in parte affermato, appartenente, come tutti sanno,
a quel patinato mondo, dico patinato perché è sempre in prima pagina, mondo di intellettuali radical chic, che ancora si affannano a 100 anni di distanza a capire che cosa successe col fascismo. Ora, è vero che lo stesso Scurati, quando c'è stato il centenario, di cui io stesso ho parlato in radio, il centenario di San Sepolcro, di Piazza San Sepolcro, fine marzo, della prima radunata fascista, disse appunto: probabilmente è un problema che noi abbiamo dentro di noi a livello inconscio e non riusciamo a liberarcene. È vero, però è anche vero che lui ha scritto un libro che sta avendo un enorme successo, ha stracciato gli altri concorrenti al premio Strega, raccontando una forma di devianza dal punto di vista di un certo tipo di pensiero, la devianza di un Mussolini giovane, appunto, che usava comportamenti, modi di pensare, modi di fare che vengono vissuti come assolutamente negativi, per certi aspetti diabolici, da parte di una certa sinistra. E quindi ecco che il rischio di questi libri è duplice. Da una parte il continuare a tornare indietro. Perché si torna indietro di 100 anni? Perché non si hanno idee valide che riguardano l'attualità, idee che riguardano la dimensione e la scommessa di una politica vera che caratterizzi un futuro costruttivo e non distruttivo. Il secondo problema è legato al fatto che se noi facciamo leggere a dei giovani, dei giovanissimi, il libro è stato letto molto da chi ha tra i 25 e i 50 anni, persone che hanno una visione del fascismo troppo lontana e quindi edulcorata, laddove evidentemente il fascismo per loro sarà per sempre, grazie o in conseguenza del libro di Scurati, il peggior male del mondo, che ha compiuto tutti i disastri possibili, che nasce dal parto di una specie di demonio che ha pensato di distruggere i veri valori, che sono uguaglianza, fratellanza, democrazia, eccetera, eccetera. Al netto del fatto, come abbiamo ripetuto tantissime volte, che il fascismo, anche il fascismo e non solo il nazismo, assieme al comunismo si sono portati dietro degli impianti mentali, ma anche ovviamente delle prassi assolutamente esecrabili che hanno davvero portato tanti guasti al mondo. Ecco, evidentemente tutto questo non rappresenta l'unico male della realtà, ma c'è anche altro che evidentemente oggi come oggi non si vuol sondare e non si vuol capire. Devo dire che esistono fortunatamente degli intellettuali come ad esempio Diego Fusaro, che ha il coraggio di denunciare questa situazione, ma non è l'unico, naturalmente. Penso a Marcello Veneziani e penso nel nostro piccolo a chi a Radio Padania parla di cultura o comunque collega fortemente il discorso politico metapolitico a una dimensione culturale. È evidente che noi dobbiamo far passare ai nostri figli un insieme di nozioni che riguardano anche la cattiva democrazia che è stata gestita da chi democratico in questi 100 anni si è ritenuto, ma ha soltanto portato tutta una serie di problemi ulteriori e di cattiva gestione del sociale. Penso a una certa democrazia cristiana in Italia, penso a un certo internazionalismo non comunista ma socialdemocratico, molto vicino a un certo solidarismo cristiano, altrettanto peloso e incapace di costruire una società realmente giusta. Ma anche qui lasciamo il tempo al tempo e sicuramente sappiamo che RPL è l'avanguardia per tutti quelli che non cascano nella rete degli Scurati e di chi vince il premio Strega. È evidente che la stessa giuria del premio Strega è fortemente pilotata, condizionata. Sarà ben difficile che possa premiare un libro che in qualche modo vada contro la ideologia, il pensiero unico corrente, o questo potrà succedere effettivamente, lo diciamo per l'ennesima volta, solo fra qualche anno, quando
il cambiamento strutturale che per esempio anche in Italia sta avvenendo dal punto di vista politico riesca finalmente a generare un cambiamento radicale nel mondo della comunicazione, della televisione, della cultura e dell'informazione. Questo ancora non è accaduto, ovviamente, perché come tutti sanno, senza far nome, i soliti noti continuano a dominare la scena in campo mass mediatico. Vi volevo parlare anche della bella settimana Liberty. Chi non ama un certo tipo di Liberty, quando ovviamente non diventa rococò, barocco, sfizioso, ma gestisce gli spazi, soprattutto in ambito architettonico, perché il Liberty è uno stile architettonico, in maniera tale proprio da creare una forma di piacere per i nostri occhi, in una dimensione spesso di verde o di giardini, di orti, di parchi o di qualcosa che anche e soprattutto nel contesto padano e toscopadano alimenta la nostra voglia di natura. Ecco, bene hanno fatto alcune associazioni e istituzioni a promuovere la settimana del Liberty, che viene celebrata virtualmente in tutta Italia, ma soprattutto in Lombardia, Piemonte, Emilia, Romagna e Toscana. Penso a Sarnico per il lago di Iseo, penso a Firenze e Lucca, penso a tantissime altre località anche termali, dove il Liberty, lo stile Liberty, ripeto, nato fra 800 e 900, ma in realtà mai morto, nella misura in cui è nato anche un Neo Liberty recentemente, e molti hanno restaurato dei contesti che dal punto di vista stilistico si possono ritenere ancora Liberty, nella maniera migliore, riesce appunto a donare a tutti noi questo senso di rilassatezza e di piacere nel coinvolgimento che ci mette tra natura, arte e destino. Le Ville Liberty sono presenti anche a Milano, lo ricordo, anche se Milano non è attualmente al centro dell'attenzione di questa settimana, mentre ci sono alcune ville a Novara e in Piemonte. Anche le nostre città maggiori, Torino, Milano, Venezia poco, Bologna e Genova, sono caratterizzate da numerose palazzine e ville Liberty che ancora oggi veramente ci permettono di entrare in una dimensione di libertà espressiva e creativa che altrimenti non potremmo, di cui altrimenti non potremmo godere. Quali sono, per capirci, faccio un po' il prof perché magari non tutti, non è arroganza la mia, ho sempre detto che non conosco come funziona il motore e me ne vergogno, ma per capirci sul fatto di qual è l'elemento portante del Liberty. Allora, l'elemento portante del Liberty è una struttura delle facciate delle case, dei palazzi, raramente e quasi rarissimamente delle chiese, anche se qualcuno ritiene che il Liberty abbia condizionato anche la dimensione religiosa, ma questo è ovviamente relativo. Le facciate, le strutture alte delle case che siano pregne di espressività dal punto di vista di ciò che esce dalla linea piatta o da quella che è stata chiamata il razionalismo, che poi subentrerà comunque negli anni 30, negli anni 40, penso soprattutto a Terragni, quindi uno stile Liberty che riesca attraverso delle rotondità, delle statue che caratterizzano in senso espressivo e quasi procreativo la realtà alla quale si trova di fronte chi visita il palazzo stesso, e ovviamente delle vetrate. Le vetrate Liberty sono bellissime, sono famose, colorate, molto spesso colorate e caratterizzanti una dimensione della visualità che permetta di filtrare la luce attraverso un certo tipo di cromatismo. Questo è il Liberty. Liberty richiama sicuramente la parola libertà, perché proprio alla fine dell'Ottocento la libertà espressiva e creativa in tutta Europa, penso a un certo tipo di Francia, Inghilterra, la Spagna settentrionale, la Germania un po' meno, ma insomma tutta l'Europa occidentale divenne un punto di riferimento che molti hanno associato, ma è giusto farlo, alla Belle Époque, cioè a un periodo prima guerra mondiale dove tutti si sentivano felici, gioiosi, avevano voglia di vivere e voglia di divertirsi. Questo è il Liberty. Certo, la prima obiezione che voi mi farete sul valore del Liberty, perché è giusto vederne anche le ombre, è il fatto che il Liberty era tipico di una classe sociale alta, classe sociale che non era sicuramente di tipo popolare.
mentre poi tantissimi altri stili si preoccuparono in maniera più forte e vera di questa dimensione che altrove, che altrimenti era negletta. Panzironi. Allora io penso che siamo arrivati a un passaggio, attenzione, della civiltà umana in cui si prepara uno scontro frontale fra le idee. E questo non riguarda solo la politica, la metapolitica, per la quale vi lascio le altre trasmissioni che illustrano questo scontro. Non riguarda soltanto l'arte e la letteratura, dove evidentemente da sempre si scontrano, si alternano, si fronteggiano modi di pensare, di vedere e di fare, di scrivere e di operare con le immagini che sono alternativi, ma riguarda anche la scienza. Com'è possibile? Ma com'è possibile non è un modo di criticare Panzironi questo. Com'è possibile che migliaia e migliaia di persone comprino il libro Life 120, seguano la dieta anti-saccarosio di Panzironi e critichino in maniera radicale quella che rimane ad oggi la versione ufficiale. La versione ufficiale della medicina, io ovviamente qui cerco di riassumere e di semplificare. La versione ufficiale della medicina è quella, è la seguente: se tu mangi troppa carne, se tu mangi eccessivi elementi che contengono una certa quantità di materie prime XY eccetera, tu rischi il tumore e altre brutte malattie. La versione di Panzironi è esattamente opposta. Guai a mangiare troppa pasta, pane, un certo tipo di latticini, e perché tutto questo contiene saccarosio, contiene solo una quantità di elementi chimici che provocherebbero addirittura, la famosa dieta mediterranea, provocherebbe addirittura un sfaldamento delle cellule, una degenerazione delle cellule, preparando la via al tumore o ad altre brutte malattie. Allora questo vuol dire o che la medicina si basa su un costrutto falso, oppure che la mente umana è arrivata nel 2020 a concepire un'alternativa possibile fra due ipotesi, come si stesse parlando di qualcosa che non riguarda il nostro corpo, ma una realtà naturale posta a distanza siderale rispetto a noi. Allora, a me non interessa dire che ha ragione Panzironi e allora d'ora in poi io mi metto a mangiare carne in gran quantità, o ha ragione la medicina ufficiale, ancora qualche giorno fa su Corriere della Sera, attraverso i soliti noti, che difendono la dieta mediterranea. A me non interessa a me interessa protocollare il disastro emotivo e razionale che caratterizza l'umanità, anche a sud delle Alpi, certo, anche nel contesto padano, perché oramai molti padani, anche se Panzironi è romano, molti padani si sono dati alla Life 120. Quindi a me non interessa dire chi ha ragione, a me interessa far capire che siamo arrivati al braccio di ferro. La società postmoderna propone oramai un braccio di ferro anche in ambito scientifico e medico, biologico e medico, fra due modi di vedere, di concepire le cose assolutamente alternative. Questo dà l'idea del fatto che il cervello umano fondamentalmente è molto limitato. E forse abbiamo scoperto che il cervello umano è molto limitato dopo che sono tramontate tutte le ideologie scientifiche, culturali, storiche, perché erano tutte in qualche modo false, cioè si basavano sul maledetto potere. Il potere nel Medioevo, il potere nell'epoca moderna, il potere nell'Ottocento, il potere nel Novecento era così forte, di qualsiasi colore fosse, era così forte da convincere la maggior parte delle persone che quella teoria scientifica avesse ragione. Quando questo potere si sgretola, quando questo potere cade, quando il sistema di interesse e potere se ne va a farsi benedire, automaticamente crolla anche la teoria scientifica. Cari ascoltatori,
ne vedremo delle belle. Siamo solo all'inizio. Il braccio di ferro, guardate, braccio di ferro, come faccio a farlo vedere? Fra le idee diventerà dominante. Venezia risorga, risorga Venezia, questa è la cosa più importante, per sempre. Risentirci. Avete ascoltato Arte Nord.